Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questi titoli più importanti della mattina. Spari contro un negozio di Palermo della zona Malaspina, in frantumi le vetrine, potrebbe trattarsi di una intimidazione. Condannato all'ergastolo il killer responsabile dell'omicidio di Sebastiano Greco avvenuto a Lentini nel Siracusano lo scorso ottobre del 2020, confermata la decisione di primo grado. Da oggi la Croce Rossa gestirà l'hotspot di Lampedusa. Già da qualche settimana sono stati portati dei mezzi speciali, Ceanti e un pullman che servirà a trasferire i migranti dal molo fino al centro. Lutto nel mondo del giornalismo siciliano, si è spento 83 anni Dino Barraco, corrispondente del Giornale di Sicilia per circa mezzo secolo. Originario di Trapani, era il decano dei giornalisti marsalesi. E in chiusura un incidente stradale avvenuto stamane nel Palermitano ed esattamente tra Bolognetta e Marineo, dove lo scontro tra due auto ha causato il ferimento di entrambi i conducenti dei mezzi. Per approfondimenti vi basterà visitare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.